negativa. Allora siamo di nuovo in onda, un attimo solo perché voglio prendere una situazione, dopo do la parola anche a Luigi Sposato. Volevo chiedere questo, la Consulta ha bocciato la proposta di cambiare la legge Fornero relativamente alle pensioni. Volevo chiedere un po' cosa ne pensa, perché è venuto fuori un po' di questione relativamente all'osservazione che ha fatto Salvini, che comunque è un esponente della Lega, e lei comunque ha dentro la dinamica del lavoro c'è. Secondo lei è una questione meramente formale, c'è stato un appiglio, c'è stata una cosa sostanziale? Perché io prendo questo argomento, dopo magari se volete anche fare una vostra osservazione, perché di fatto portando avanti l'età pensionabile ci rendiamo conto che nel mercato del lavoro non entrano nuove forze, nuove energie. Le aziende, abbiamo anche i dati, tutti i tipi estrapolati da vari enti, fanno comprendere che assumono, confermano lavoratori o in mobilità o che hanno una certa età, la percentuale di lavoratori che hanno una certa età è più alta che vengono assunti rispetto a quelli più giovani. Quindi intervenire sulla riforma Fornero, che non è piaciuta a nessuno e che comunque, torniamo al solito discorso, non dava garanzie, poteva essere interessante. La bocciatura della consulta è meramente un aspetto formale, quindi hanno stappato gli occhi, hanno guardato la virgola, oppure c'è qualcosa di più sostanziale? Cosa ne pensa? Sicuramente la formalità è la scusa per... Credo che il problema più importante siano i dati, i macro dati economici che riguarda l'INPS, e sicuramente è una scelta anche condivisa poi della politica che attualmente governa questo governo, questo paese, a fronte di numeri che portano preoccupazioni. Cioè, dicevo prima all'inizio della trasmissione, ci sono delle voci che dicono che nel 2024 difficilmente l'INPS sarà in grado di fornire ancora a situazione sclerotizzata oggi, se non c'è una ripresa economica, fornire ancora pensioni. Questo è un po' il ritorno di sempre i soliti concetti. Allunghiamo la vita lavorativa alle persone affinché l'INPS contribuisca meno nell'erogare le pensioni, però abbiamo il problema dell'occupazione giovanile. Non a caso purtroppo abbiamo i giovani che prendono la valigetta e che vanno fuori all'estero. E questo è un po' il problema di questo paese, dove non c'è una certa organizzazione logica, o non c'è stata negli anni passati un'organizzazione logica. Io credo che a fronte di queste prospettive che noi abbiamo e questa situazione che abbiamo attualmente, io mi aspettavo qualcosa di più dal governo Renzi, perché in un paese dove c'è una crisi importante, in un paese dove ci sono delle diversità che sono troppo evolute, cioè sentire che il Presidente della Repubblica va via con una buona uscita tale, con una pensione di 20.000 euro al mese, è un'offesa per tutti quei metalmeccanici, per tutti quegli artigiani, per tutti quei contadini che prendono 400 euro al mese. È un'offesa. Lo so che le pensioni da 90.000 euro non sono quelle che determinano poi l'equilibrio dell'INPS, perché rappresentano il 3 o 4% del contesto del parco delle pensioni. Però è un segnale politico che tu dai di fiducia ai cittadini, portando un equilibrio in questo paese sulle diversità. Sì, adesso non credo che ma questa è una questione. Prendere la pensione del Presidente della Repubblica per costruire questa comunicazione che vuole parlare, a tante persone che sicuramente vivono un momento di difficoltà, non credo che renda onore a quello che è stato fatto realmente, perché se c'è un governo che è intervenuto per mettere un tetto, per esempio, agli stipendi dei manager pubblici, questo è il governo Renzi, è il governo sostenuto dal Partito Democratico. Questi sono i dati. Non l'ho messo, sono 300.000, però lasciami finire il concetto, poi dopo risponderai anche tu. Allora, nel concetto generale del problema dell'INPS, che è un problema gravissimo e che riguarda i lavoratori, perché la mia preoccupazione è che le pensioni integrative sicuramente dovrebbero, io mi auguro, possano reggere, perché anche qua siamo un investimento di un fondo pensionistico un po' 2008 potrebbe determinare delle cause che possono essere anche pericolose per certi fondi pensionistici. Anche qua dipende dal tipo di fondo pensionistico che noi abbiamo, l'integrativo. Il problema è che adesso nel contributivo, perché noi abbiamo vissuto negli anni 70 e negli anni 80 il passaggio da distributivo a contributivo. Nell'aspetto contributivo il lavoratore ha la certezza di avere poi la pensione? Con questi con questi numeri non ce l'abbiamo la certezza. Se noi abbiamo un effetto Grecia... Chiarisca questo aspetto, perché se lei sta parlando della pensione pubblica è una questione, la pensione integrativa complementare che mi verso io presso un altro fondo, che non è quella dell'INPS,
Sì, lo so. Lì c'è una posizione a capitalizzazione e mediamente quello che ho versato scegliendo il canale, dovrebbe essere. Ma mediamente scelgo io il canale, se sarà un canale diciamo sicuro? ad alto rischio o a basso rischio, certo. E quello sarà la capitalizzazione degli interessi che produrrà. Però non è in discussione quella somma. Molto probabilmente la gente, i giovani sono preoccupati di quello che potrà fornire l'INPS, però è chiaro, meno lavoratori stabili abbiamo, più precari, meno gettito nei confronti dell'INPS, è chiaro che le pensioni pubbliche anche perché i giovani del sistema che adesso hanno diversamente un pensionistico, sappiamo che c'è una grossa difficoltà. Sì. Il centro per l'impiego adesso o l'agenzia sembra che Renzi la voglia portare sotto l'INPS. E sono 6.000 persone a livello nazionale. Due informazioni persone. E questo tecniche. Contribuisce a mettere in sofferenza l'INPS. Due informazioni tecniche che forse servono anche per contribuire alla discussione. Il centro per l'impiego. Non sotto l'INPS. Allora, l'INPS aveva in proprietà le proprie sedi. L'Agenzia Nazionale lo ha detto a conferenza unificata 15 giorni fa. Attenzione che sta dicendo una cosa sull'INPS. L'INPS a suo tempo aveva in proprietà le proprie sedi, le ha vendute per liquidare patrimonio e poter procedere alla liquidazione corrente delle pensioni. Ha incamerato la gestione di tutte le pensioni degli ex INPDAP perché questo migliorava il bilancio dello Stato. La caratteristica degli ex INPDAP era che lo Stato, dovendo versare a se stesso la contribuzione, in realtà non la versava perché era una partita bilancistica, quindi ha trasferito le posizioni pensionistiche all'INPS senza fare i trasferimenti degli accantonamenti attuariali. Per cui, al di là dei commenti specifici, è bene parlare, e da tecnico parlo, di quello di cui effettivamente stiamo trattando. L'INPS obiettivamente, pur essendo un istituto che è stato gestito per il passato in maniera diciamo adeguata, ha veramente dei grossi problemi. E il collega Mastrapasqua, commercialista anche lui all'epoca, adesso ormai dimissionato, aveva fatto l'errore politico di affermare che questi problemi c'erano, poi qualcuno l'ha preso per le orecchie, ha rettificato, ma la verità è quella che sto dicendo vista da destra, da centro o da sinistra. Chiaro. Dopodiché possiamo discutere. Io volevo velocemente arrivare uno dei due decreti che verrà partorito, che è quello riguardante gli ammortizzatori sociali per quanto riguarda il Job Act, perché ritengo che sia il caso di spendere due parole. Partendo però da una considerazione, io credo che non è che non sia stato fatto nulla in merito alla riduzione dei costi dello Stato. Io credo che anche questo governo sta lavorando, almeno a livello di indirizzo, verso una riduzione di quelli che sono i costi della macchina dello Stato, perché resto sempre dell'idea che è quello il vero problema, no? Quindi andare. Il debito pubblico abbinato a un aumento di produttività, però, di PIL, perché ridurre i costi, però non paghiamo neanche il tasso di interesse con quello che prendiamo. Un punto di partenza, no? Questo punto di partenza è: se io potessi, cercherei ancora di più di diminuire i costi dello Stato attraverso delle azioni di riduzione di quelli che sono gli sprechi, enti inutili. Certo non posso essere contento se un usciere della Camera da 120.000 euro ne prende 90, voglio dire, dal 2018 peraltro, quindi chissà cosa succederà in questi 3 anni, però dei tentativi per ridurre i costi dello Stato sono stati fatti. Il costo dello Stato, che lo Stato paga, il costo che non è riuscito a ridurre, non sta riuscendo a ridurre, è il costo sociale e quindi pensionistico. Una causa è quella attuale della crisi dell'INPS, perché ha inglobato l'INPDAP, e i costi sociali non riusciamo a diminuirli, a ridurli. Per andare poi a uno dei due decreti che verrà partorito adesso, riguardante il Job Act, anche sull'indirizzo che riguarda gli ammortizzatori sociali, le politiche attive, a mio avviso comunque è stato fatto, l'intendimento c'è di fare qualcosa, con la NASPI, con la ASDI, che adesso magari più tecnico mi spiegherà, però a mio avviso, e forse il Presidente può supportarmi, non è tanto il singolo episodio dei dipendenti, degli studi professionali che non hanno avuto l'ammortizzatore sociale, quanto l'indirizzo generale di una visione diversa di quelle che è la politica attive, quindi ammortizzatori sociali rispetto al passato. Perché
cassa integrazione, mobilità, manteneva lavoratori con un minimo di salario che spesso lavoravano in nero, quando venivano chiamati non andavano a lavorare, cosa diversa per esempio dalla Germania dove non lavorare è un delitto, solo un 5% dei cassi integrati tedeschi arrivava al termine del periodo ancora in quella situazione, perché per loro era, per noi invece c'è questo aspetto, diciamo, noi ci stiamo bene in questa situazione, quindi forse l'indirizzo che questo governo vuol dare diverso, da una gestione diversa delle politiche attive nei confronti di chi cerca lavoro e di chi appunto lo perde il lavoro. Ecco, forse questo è l'indirizzo, al di là dei singoli casi, o mi sbaglio? C'è secondo me una filosofia di fondo molto interessante nella legge delega, più che nel decreto attuativo sulla NASPI, che è quello già noto, perché poi manca in realtà, non si conosce quale sarà il decreto sulle politiche attive, per cui per ora c'è solo una parte, che è la parte della politica passiva, non di quella attiva. Però una logica interessante contenuta nella delega, nei 2 capitoli su politiche attive e politiche passive, è sempre di più cercare di connettere questi 2 mondi, per cui attivare la persona che gode di un trattamento di sostegno al reddito, obbligare la persona che in qualche modo riceve qualcosa dallo Stato ad attivarsi per cercare lavoro, fare un corso di formazione, riqualificarsi, perché questo vuol dire riattivare la persona, vuol dire alzare la possibilità di occupazione di quella persona. Il dato drammatico visto prima all'inizio della trasmissione non è solo il dato sui disoccupati, 3 milioni e 5, è il dato sugli inattivi, che sono altri 3 milioni e 5. Ecco, c'è il problema dell'inattività e connettere politica attiva e politica passiva vuol dire provare a contrastare il tema dell'inattività. È anche vero però che nel nostro ordinamento da sempre esistono delle sanzioni o comunque la possibilità di sanzionare sia l'Agenzia per il Lavoro che il Centro per l'Impiego, sia il lavoratore che non si attiva. Di fatto però sono cose che esistono solo nella norma, poi non vengono applicate. Per cui bisognerà vedere se nei decreti attuativi si riesce davvero a immaginare un sistema che permetta al lavoratore di attivarsi. La scommessa, è una scommessa che tra l'altro va in capo a quell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, che è contenuta che è uno dei propositi della delega, e poi si capirà se la faranno davvero o se andrà sotto l'INPS, e questo si capirà. Però se posso un'osservazione su questo, anche qua noi abbiamo discusso della referendum sulla riforma Fornero, delle risorse che mancano per ammortizzatori in deroga. Ecco, noi stiamo discutendo tendiamo a discutere di politica passiva, solitamente. Cioè tendiamo a parlare dei lavoratori che già hanno un lavoro, certo lo stanno perdendo, sono in crisi, ma già hanno un lavoro. E un giovane che ha incominciato a lavorare dopo il 95 è assolutamente indifferente alla riforma Fornero, anzi per lui è forse l'intervento più equo vissuto negli ultimi anni, ma chiudo la parentesi perché so che sollevo un polverone su questo. Sì, è vero, però in virtù di questa riforma lui il lavoro magari non lo trova, perché il lavoratore resta fino a 75 anni da lavorare. Però l'idea del contributivo ha una logica di equità di fondo. Adesso non sono un previdenzialista, però è chiaro che quella riforma è stata così drastica perché la politica sta incapace di farlo prima, di qualsiasi colore fosse, perché la riforma è stata fatta perché i conti dell'INPS avevano una sostenibilità causata dalla crisi che si era ristretta nel 2017. Per cui non solo dalla crisi, non l'ha fatto. È dal 95. Ecco, allora quel dualismo che viene contestato al Job Act, perché non fu contestato nel 95 quando furono trattati in modo diverso chi lavorava prima e chi lavorava dopo? Esattamente lo stesso dualismo che c'è nel Jobs Act. La verità è che poi si parla sempre di lavoratori che sono già nel sistema e lavoratori adulti. Interessante vedere l'ultima trimestrale dell'Istat. L'unica fascia di occupazione che cresce è gli over 50 nel nostro paese, più 5,5%. I giovani continuano a essere sempre più disoccupati. Ma allora, se e perché continuiamo a parlare di politica passiva su cui sono stati spesi 55 miliardi negli ultimi anni e nessuno parla di politica attiva, soprattutto per i giovani, con cui sono stati spesi, se va bene nella crisi, 3 miliardi, 1,5 miliardi si chiama garanzia giovani, arrivano dall'Europa e sta andando malissimo. Abbiamo 1,5 miliardi di fondi che arrivano dall'Europa già approvati, già stanziati, dati nella disponibilità delle regioni, perché sono le regioni, la competenza politica attiva delle regioni e non del Ministero dello Stato, e sta andando malissimo, nessuno lo informa. Io chiedo una cosa, sfondo sui giovani. Sì, esatto, volevo chiedere a lei. Il tema giovani, il sistema legislativo italiano, o comunque come sono state fatte le regole di ingaggio, sono micidiali viste da un piccolo imprenditore.
Io che oltre all'azienda che ho citato, diciamo, per la quale sono noto, ho un'azienda molto più piccola di 7 persone, ho voluto provare proprio ad assumere un ragazzo giovane. Innanzitutto ho dovuto anticipare tutto io, okay? Cioè, sia chiaro che ad oggi io ho assunto il ragazzo da più di un anno, l'ho pagato per tutto l'anno, ma io ancora non ho visto un centesimo dalla Regione Veneto, ok? Malgrado il tutto sia stato fatto nel pieno rispetto delle regole e, diciamo, conoscendo anche abbastanza bene le regole, per cui mi metto nei panni del piccolo imprenditore che dovrebbe assumere il giovane e che non è iscritto a Confindustria, non è iscritto a Confartigianato, o è iscritto a Confindustria e a Confartigianato ma non frequenta l'ambiente, magari non ha relazioni sindacali tali da chiedere al sindacalista che tu non mi aiuti, mi spieghi come devo fare, perché poi questo è il cuore del problema. Quando le cose sono fatte in maniera troppo complicata e sono fatte in un'epoca di crisi in cui intanto fai che poi vedremo quando te li daremo, non funziona. Ma lei è presente a cosa ha attinto per l'assunzione di questo lavoratore, giusto perché che legge, che guarda, adesso questa è una domanda alla quale onestamente non so rispondere, perché è un'agevolazione regionale. È un'agevolazione regionale che va ad attingere a fondi europei. È un progetto molto simile al Futuro a costo zero che abbiamo fatto noi in provincia, che è stato poi testato un po' in giro, solo che noi pagavamo solamente l'aspetto assicurativo e contributivo. È tipo uno stage, no? Si pagava l'aspetto assicurativo e contributivo. La Regione lo ha ampliato mettendo a disposizione anche dei soldi concreti per il primo anno. Ma secondo lei, Presidente, perché questi soldi non sono arrivati? Che dopo mi collego anche a quanto ha vissuto. Ma sì, io devo fare, come dicevo prima, le politiche attive per i giovani, per esempio. Io so che nel Veneto ci sono 40 milioni a disposizione, adesso noi stiamo ritornando con un bando perché non sono stati spesi. Perché dopo dipende dalla volontà dell'assessore in questo caso di capire se puntare più su effettivamente le politiche attive o puntare più sul percorsi mitigati dalle politiche attive con la formazione. Sono due aree che credo che chi ha detto i lavori conosce molto, molto bene, e si è puntato più sull'aspetto politiche attive mitigato con la formazione rispetto a quello che è la politica attiva del lavoro. Noi stiamo facendo adesso, c'è un bando dove ci sono 8 milioni a disposizione, stiamo partecipando con 2 milioni a disposizione. Noi siamo, diciamo, sono le parti poi come di un'industria o parti umana, per fare un nominativo, che partecipa, e noi facciamo un po' da garante su questi progetti, ma però noi chiediamo che siano effettivamente politiche attive per il lavoro, non solamente della formazione mitigata per la politica attiva del lavoro. Cioè, noi abbiamo attivato diverse garanzie giovani ultimamente perché è stata snellita in Veneto, però sappiamo di certo che l'accentramento per quanto riguarda questi argomenti a livello centrale con l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione deriva proprio dal fatto che ogni regione ha fatto delle scelte diversificate. Il cuore del problema, io credo che noi viviamo in un paese in cui abbiamo l'idea fissa che tutti siano a priori dei delinquenti, che tutti siano lì per fregare il prossimo, tutti sono là per fregare l'ente pubblico, per fregare i fondi, eccetera. In questa filosofia noi a un certo punto creiamo delle strutture così complesse, così complicate, così difficili, che chi è che non partecipa? Presidente, guardando la persona in buona fede, la persona onesta, non partecipa il piccolo imprenditore, non partecipa. Però con livelli di corruzione in cui guardando cosa è successo a Roma. Sì, ma i giochini, allora io sono di questa idea che... E non solo a Roma. Io sono di questo, anche qua in Veneto. Perdonami, io sono dell'idea che laddove qualcheduno va ad organizzare il giochino sporco per guadagnare sui 100 lavoratori, per guadagnare su cifre grosse, studia tutto molto bene, ok? E per quanto tu fai le leggi complicate, lui comunque riesce ad aggirarle. Certo. Chi rimane fuori dal gioco? Il piccolo imprenditore onesto, il piccolo lavoratore onesto, cioè quella persona che in realtà ci metterebbe tutta la buona volontà e che porterebbe sicuramente un vantaggio che sommati
porterebbero effettivamente a ripartire. Però purtroppo i disonesti sono moltissimi nel nostro paese, li riscopriamo continuamente. Ma Bressa, un attimo se do la parola a Bressa. Ma in un paese, scusa, lo devo dire, perché in un paese che vuole considerarsi civile, e io voglio considerare assolutamente l'Italia un paese civile, tu non devi ragionare in questi termini, il ragionamento deve essere esattamente il contrario, deve essere io ti metto nelle condizioni di farlo in maniera semplice e se ti trovo che mi hai bidonato, allora c'è la galera. Ma se poi ci troviamo i vigili di Roma che invece sembra che non verranno neanche licenziati e hanno fatto disonesti, la galera, ma io sono d'accordo, stanno derubricando il furto, i 5 anni, se non prendi più di 5 anni non vai in galera. Allora ritorniamo a un fatto molto semplice, non è colpa né del Presidente del Consiglio attuale, né del precedente, né di quello prima, è colpa di una mentalità che noi abbiamo innata, di comportamenti che abbiamo innati e il risultato finale qual è? Mentre tutto il mondo in questo momento avrà un PIL in crescita, il nostro rimane fermo. Siamo come a Grecia. Volevo solo aggiungere rispetto ai temi che sono emersi, anche la politica magari ogni tanto è connivente, penso al tema della formazione, anche come è gestita a livello regionale. Prima c'era tra l'altro la Donazzan intervistata e mi è venuto in mente questo aspetto. Ecco, un elemento positivo è che oggi si chiederà con le riforme che sta facendo il governo che anche le risorse pubbliche destinate agli enti di formazione siano commisurate ai risultati reali che gli enti di formazione sono in grado di dare e quindi misurando quante persone vengono poi ricollocate all'interno del mercato del lavoro. Perché fino ad oggi in nessuna realtà si è mai utilizzato un metodo meritocratico di questo tipo? Forse perché alla politica conviene avere un sistema che non è basato sul risultato concreto, ma il risultato è basato sulla rete clientelare di chi mi porta i voti. Dipende da che formazione stai parlando, se mi permetti. Dipende da che tipo di formazione, pubblica o privata? Sto parlando in generale di come vengono utilizzate le risorse. Pubblica o privata? No, le risorse pubbliche destinate per... ma la formazione, tu sai, c'è quella di delega e quella di fondo europeo. Conosco la materia. Cioè, devi dire qual è la formazione che non funziona però, Io mi riferisco alla formazione che utilizza fondi strutturali europei, perché la formazione privata che utilizza i fondi paritetici interprofessionali ha un meccanismo a sé che mi sembra sia la filiera funzionante. Ecco, rispetto a questo ci sono delle novità e credo che debbano essere sottolineate perché deve cambiare completamente la mentalità, anche le risorse pubbliche possono essere spese per ottenere i risultati. Poi vabbè, i problemi che sono emersi sono tantissimi, ci sarebbe molto da aggiungere, ma insomma è stato comunque ci è scappato però un particolare interessante ascoltare tutti gli interlocutori. Assolutamente, prima del Presidente le faccio dire in conclusione Righetti un attimo che chiede la parola. No, io volevo solo rispetto alla discussione che c'è stata dire questo, non sono le regole, nemmeno buone politiche attive del lavoro che possono creare lavoro. Per creare lavoro ci vogliono altre cose. Ci vuole capacità di investimento, capacità di individuare le priorità su cui pensare un rilancio dell'attività produttiva e su quello innestare politiche attive del lavoro, una discussione sulle regole del mercato del lavoro che possa aiutare la ripresa occupazionale. Ma una ripresa occupazionale, una risposta ai giovani che sono senza lavoro, che hanno quel livello di disoccupazione, una risposta in termini di sbocco a chi è disoccupato, a chi ha perso il lavoro e che si trova in una condizione magari di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Non si trova con nuove regole o con nuovi strumenti, si trova con rilancio economico. Dopodiché è importante, noi condividiamo una logica che mette insieme e intrecci fortemente gli ammortizzatori sociali con politiche attive del lavoro. Fra l'altro preciso che la condizionalità c'è già da moltissimo tempo, cioè chi usufruisce di ammortizzatori sociali già da tanto tempo ha l'obbligo di partecipare a percorsi formativi, a proposte di lavoro. Il problema è che non ci sono le proposte formative e i percorsi di lavoro, o quelle che ci sono, ha ragione lui, spesso sono proposte molto standardizzate, e i lavoratori lo sanno, che non sono rapportate a un monitoraggio e un'analisi vera dei fabbisogni professionali, soprattutto in una logica di innovazione, che per cui non producono poi
uno sbocco concreto. Su questo bisogna fare. È anche vero che un lavoratore che rifiuta un posto di lavoro perché in mobilità o in cassa integrazione, come in Germania, non dovrebbe perdere una parte dell'ammortizzatore. Non è così, ragazzi, dai, vi porto degli esempi, ma dai, per piacere. È la legislazione, ma da tanti anni. Allora, se tu hai un parente diversamente abile, che ha delle validità fino al partita. Ma come no? Ma allora dimmi che un persona che in cassa integrazione o in mobilità che non ha il nonno che ha una piccola invalidità. Ma ci sono migliaia di lavoratori che hanno percepito e che percepiscono l'indennità. E questo è il problema che non funziona. Migliaia di lavoratori da anni che percepiscono la 104, vi ricordo la 104, un'altra, ma non sono costi impropri, scusa, non produci mica lavoro, sai. Migliaia di lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità sono utilizzati dagli enti locali in lavori socialmente utili. Ci vorrebbero regole più ferree. Perché con i tagli lineari che ci sono stati, gli enti locali sono con la canna del gas alla gola c'è una tessile, e per cui non riescono a gestire i servizi da fornire alla cittadinanza. Sì, Miotto, in conclusione. Che siamo sì, in conclusione, no, io condivido quello che sta dicendo Muraro sulla 104, che secondo me sulla 104 c'è un giro di truffe micidiali. Moltissimi casi. Io questo allora se ne sono fermamente convinto, ma quello che secondo me in questo momento così vorrei aggiungere ci è passata un po' in non abbiamo fatto osservazioni su quanto ha detto l'assessore Donazzanga. Secondo me ha detto una cosa importantissima che non è la prima volta che le sento dire e che condivido, ed è questo: noi dobbiamo creare delle condizioni perché chi oggi è in CIG, in cassa integrazioni varie eccetera, abbia degli stimoli a cercarsi il lavoro e le aziende abbiano degli stimoli ad assumere quelli che sono in cassa integrazione. Questo ovviamente non risolve il problema dei giovani. Il problema dei giovani è un problema, secondo me, che si risolve a monte spiegandogli che cosa devono studiare a scuola. E questo, lasciatemelo dire, le famiglie non lo capiscono, ma la società ha fatto di tutto per non spiegarlo, perché oggi quando tu cerchi lavoratori specializzati, quando cerchi progettisti, quando cerchi operai specializzati, non li trovi. Questo continua a rimanere un problema, mentre abbiamo un fiume di giovani laureati in psicologia, sociologia e, lasciatemelo dire, un mare di cose che non servono a niente. Perché questo serve troppo poco per creare il mondo manifatturiero. Ci sono anche tanti giovani che vanno all'estero, che hanno specializzazioni e professionalità, che vanno all'estero perché non vengono pagati e remunerati dignitosamente. Ma sono d'accordo, e questo infatti è un altro aspetto. Cervelli che ci facciamo scappare. Assolutamente d'accordo su volevo questo. Dire una cosa, una precisazione, una cosa velocissima. Fuori, sì. Cioè, ad onor del vero, con la riforma, col Job Act, per attivare garanzia giovani bisogna che ci sia già l'azienda che assume il lavoratore, quindi l'intendimento è quello di far arrivare a bersaglio, proprio con l'individuazione di un posto di lavoro, chi fa un percorso formativo. C'è questa volontà, ecco, questa volontà emerge obiettivamente. Devo vedere che poi si trasformi in realtà. Allora, gli spunti sono parecchi, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine perché il tempo è volato, abbiamo superato anche il termine massimo. Devo aggiungere qualcosa che No, vi ringrazio. Solo una cosa, sul Job Act dicevamo c'è un'impostazione un po' tradizionale, in particolare mancano cose sulla partecipazione, sulla produttività o sul welfare aziendale. Su questo mi permetto solo di dire una cosa, che comunque alcune cose a legislazione vigente già si possono fare nel nostro paese. E lo dico in questa sede. Come lo diceva il consulente del lavoro. Lo dico in questa sede perché noi come ADAP stiamo facendo un progetto molto bello su welfare aziendale, welfare territoriale, locale aziendale, con l'ente bilaterale Veneto, per cui con le parti sociali del settore terziario, ed è un progetto molto interessante perché abbiamo scoperto che l'ente bilaterale a Padova, a Rovigo, già ha in atto tantissime misure che aiutano la conciliazione. E questo si può fare con le norme attuali, semplicemente mettendosi lì e facendolo. Allora là dovete stimolare anche gli imprenditori, insomma, a prendere in mano la situazione. Io vi ringrazio. Faremo una trasmissione esatto per spiegare questo. Grazie a tutti quanti voi di averci seguito, grazie naturalmente anche ai nostri telespettatori, appuntamento naturalmente a domani alle 13. Grazie.